Intanto benvenuti, grazie a tutti di essere qui. Terza edizione di Collegamenti, io sono molto felice di questo, dedicata alla città e parliamo di salute in città. Perché è particolarmente rilevante parlare di salute, diciamo, nei centri urbani? Beh, perché adesso oltre metà della popolazione mondiale, 55% della popolazione, vive già in centri urbani. Tra 25 anni sarà il 70%. Questo lo sentirete dire spesso in questi giorni, perché evidentemente è un dato che pesa in tanti contesti. Pesa anche nel contesto della salute, perché quindi è nelle città che si gioca in buona parte la sfida della salute. Però dobbiamo tenere conto anche di altri fattori. Un fattore molto importante è l'aspettativa di vita, no? L'aspettativa di vita nell'ultimo, dal 1901, quindi dall'inizio del secolo scorso, è passata da 41 anni circa a 84, e più che raddoppiata. Un grande successo, se non fosse che invece l'aspettativa di vita in salute, cioè il tempo che possiamo aspettarci di vivere alla nascita senza malattie invalidanti, è fermo a 60 anni. Che vuol dire? Che abbiamo, questo ovviamente non vale per tutti, ci sono persone che stanno benissimo, per fortuna ben più a lungo, però l'aspettativa di vita è quello. Quindi vuol dire che abbiamo avuto un grandissimo successo nell'allungare la vecchiaia, siamo stati meno bravi nell'allungare il tempo in salute. E questa è la sfida. Nella città la sfida, questo significa migliore assistenza, migliore prevenzione, migliori cure, ma anche evidentemente aria più pulita, per esempio, una qualità della vita migliore, stili della vita più sani. L'altra cosa di cui sentirete parlare spesso in questi 2 giorni è il fatto che non esistono ricette uniche, perché noi parliamo di centri urbani quando parliamo di Udine, con i suoi 100.000 abitanti, se non sbaglio, Tokyo, con i suoi 30 milioni di abitanti, Udine, con la sua età media di 48 anni, il Cairo con la sua età media di 25 anni. È chiaro che non può esistere una soluzione unica per affrontare i problemi di salute in luoghi tanto diversi. E quindi bisogna affrontare problemi che hanno tutta l'umanità in modo diversificato a seconda di dove ci si trova. Di questo parliamo con 3 persone che hanno un curriculum lunghissimo. La povera moderatrice aveva grandi difficoltà a presentarli senza occupare tutta l'ora, quindi ho selezionato diciamo, le qualifiche che sono forse più rilevanti ai fini della discussione di stasera. Walter Ricciardi, professore di igiene e medicina preventiva, fondatore dell'Osservatorio Italiano sulla Salute nelle Regioni Italiane, benvenuto. Massimo Robioni, chirurgo maxillofacciale, professore all'Università di Udine, ma anche, e direi in questa sede soprattutto, direttore del Master Salute e Umanizzazione nell'Organizzazione e Gestione del Servizio Sanitario Nazionale. E purtroppo solo in collegamento, perché non è riuscito a raggiungerci, però grazie di aver trovato comunque modo di essere con noi, Andrea Lenzi, presidente del CNR, endocrinologo e già presidente del Health City Institute. Quindi, professor Lenzi, inizio da lei, perché abbiamo detto che affrontare la salute nelle città è un problema multidisciplinare, ma anche un problema personalizzato, perché ognuno di noi ha le sue caratteristiche. E quindi cosa fa l'Health City Institute? Allora, buonasera a tutti e grazie della presentazione. Mi scuso di non essere in presenza, ma tutti quanti sapete che oggi c'è stata qualche difficoltà di spostamento e purtroppo io sono in questo momento, confesso, a Venezia, molto vicino a voi da un certo punto di vista, città a proposito di cui potremmo parlare a lungo perché è un modello molto particolare, ma c'erano difficoltà di spostamenti anche sulla breve distanza. E domani mattina devo riessere qui perché parte un convegno che è qua e quindi mi scuso. Detto questo, il City Institute è stato un think tank creato nel 2016, quindi più o meno è cominciato a ragionarci sopra nel 2015, quindi esattamente 10 anni fa. Come dico sempre io, da 3 amici al bar, anzi 4 amici al bar, nella fattispecie, perché eravamo io, Federico Serra, l'onorevole
Roberto Pella e Chiara Spinato, tra l'altro l'onorevole Roberto Pella, immagino che ne parleremo anche di questo, è quello che ha fatto da relatore e ha portato ad approvazione la prima legge al mondo sull'obesità proprio ieri l'altro, questi 4 amici al bar appunto hanno pensato di costituire un think tank multidisciplinare, come è stato detto, e abbiamo iniziato 4, adesso siamo circa 450 esperti che si riuniscono su tematiche specifiche, su tematiche generalistiche e che riflettono assieme per trovare una formula giusta per migliorare le nostre città. Allora, ricordo a tutti quanti che noi siamo derivati dal Sapiens che è uscito dal Corno d'Africa qualche cosa tipo 100.000 anni fa, poi ci sono alcuni antropologi che parlano di 150, altri 75, ma diciamo più o meno intorno a quel range di tempo, stiamo parlando del passato piuttosto remoto, e che era un camminatore raccoglitore, cioè andava in giro per il mondo, tant'è che ha fatto quei circa 50.000 chilometri che uniscono il Corno d'Africa fino al sud dell'America, per capirsi, e quindi ha conquistato il mondo. E oggi quel Sapiens, che purtroppo devo dire anche forse il peggiore predatore che esiste sulla faccia della Terra, è costituito da 8 miliardi e mezzo di persone. Come hai detto, di queste attualmente più della metà, quindi 4 miliardi e qualche cosa, vivono in città e nel 2050 ne saranno circa 6 milioni o 6 miliardi o 7 miliardi. Questo ci porta a dire che le città, che sono stata forse la maggiore invenzione di quel Sapiens, perché dopo che ha inventato l'agricoltura, è diventato sostanziale e si è organizzato per mettere in fila le varie persone e dire tu fai questo, tu fai quest'altro, tu coltivi, tu metti nelle riserve, tu difendi, tu organizzi, tu governi. Ebbene, quella città è diventato visto che ho 2 medici davanti, un patogeno, cioè un qualche cosa che fa male. Purtroppo è diventato la cosa dove tutti volevano andare perché c'era il lavoro, perché c'era l'acqua colorata, perché c'erano l'impianto fognario, perché c'era il riscaldamento, perché si poteva socializzare. È diventato un ambiente decisamente non adatto a un essere nato per essere un camminatore raccoglitore, appunto, cioè uno che doveva muovere le gambe, camminare e non stare fermo lavorando solamente col pollice per cambiare il canale della televisione o del social o di quello che è. Quindi noi stiamo cercando di trovare assieme con architetti, con sociologi, con psicologi, con economisti, con amministratori locali e con tanti altri colleghi e amici, e compreso il Walter che abbiamo qui con noi, Walter Ricciardi intendo dire, cercare di trovare soluzioni adatte a migliorare tutti assieme e soprattutto con la collaborazione della popolazione, perché poi sono i cittadini che fanno le città, è una soluzione. Aggiungo un problemino per tutti quanti. Io, pur essendo di nascita bolognese, vivo a Roma, come forse il mio accento tradisce, perché ormai sono stato geneticamente modificato da una città, appunto. Che cosa succede? Succede che Roma ha 3 milioni di abitanti stanziali, 6 milioni di abitanti durante il giorno, che vengono da fuori per lavorare, per studiare, per fare tutti i servizi necessari, quasi 9 milioni d'estate quando ci sono i turisti. Quindi, oltre ai numeri che hai detto prima parlando di Udine e di Tokyo, queste città sono quasi tutte a misura variabile, quindi con difficoltà enormi nel mantenimento dei servizi adeguati. Anche questo è da discutere con gli amministratori e soprattutto con i decisori per creare all'interno delle città, diciamo, delle microaggregazioni utili. Io direi di finire qua per darti ulteriori possibilità. Grazie, sì, appunto la città è nata come un luogo protetto, poi si è capito che non era tutto perfetto, peraltro la vicinanza con gli animali e di tante persone è stata un terreno perfetto per il diffondersi delle epidemie, però la città rappresenta anche delle opportunità, anche perché racchiude delle competenze. Non è un caso che l'epidemiologia
è nata a metà del 1800, quando un medico inglese, durante un'epidemia di colera a Londra, ebbe l'idea di cominciare a contare i casi delle persone che si ammalavano e di sistemarle su una piantina della città. Si accorse così che i casi si concentravano nella zona dove la gente attingeva l'acqua a una medesima pompa. Chiusa la pompa, finisce il colera e nasce l'epidemiologia. Il Covid, la grande epidemia che abbiamo vissuto, ci ha insegnato qualcosa? Ci ha confermato questa verità, cioè che senza evidenza scientifica e senza l'intervento della scienza quell'epidemia di colera avrebbe continuato a fare migliaia di morti. Se non fosse intervenuta la scienza attraverso i suoi canali, il Covid avrebbe fatto molti più morti rispetto a quelli che ha già fatto. Anche in Italia la differenza è stata eclatante, dove l'epidemiologia di campo è stata applicata, l'epidemia non si è propagata per esempio negli ospedali. Cioè il problema della Lombardia è che l'epidemia arrivata negli ospedali senza un filtro precedente nel territorio ha contagiato gli operatori hanno contagiato i pazienti, a quel punto tutti si sono contagiati. Quindi la verità è che un servizio sanitario moderno deve basare la propria attività sulle conoscenze, e quando ci sono malattie infettive trasmissibili attraverso la respirazione, che significa che tu basta che stai vicino a una persona, ti contagi, allora lì deve intervenire, diciamo, la capacità di prevenire questo tipo di contagio. E la partecipazione della popolazione, perché mi viene in mente in questo momento che negli Stati Uniti le zone a maggioranza repubblicana che hanno rifiutato diciamo, misure di sicurezza e vaccini hanno avuto molte più vittime rispetto alle zone a prevalenza democratica. Assolutamente, ma basti pensare che sono morti per rifiuto, diciamo, delle tecniche vaccinali in America, l'ha calcolato il professor Otez, 200.000 americani. Cioè 200.000 americani sono morti perché, scredendo alle fake news sulla pericolosità o sulla incertezza o sulla sperimentalità della vaccinazione, non si sono vaccinati. Questo succede quando appunto non si crede all'evidenza scientifica e si incorre in patologie che invece potrebbero essere prevenibili. Ecco, questo significa che dobbiamo curare il paziente e la sua aderenza alle cure. Bisogna fare un'assistenza sanitaria che sia personalizzata sul paziente. Assolutamente è un tema questo, però è un tema che oggi deve essere contestualizzato all'interno di un sistema sanitario che deve avere una sua identità probabilmente molto più ben strutturata. Allora, se vogliamo ripensare a questa straordinaria opportunità che in chiave costituzionale il nostro sistema sanitario nazionale ha, con la garanzia dell'universalità, dell'equità e soprattutto delle opportunità che può offrire, dobbiamo ripensare, a mio modo di vedere, ad un impianto concettuale in chiave umanistica, perché soltanto se questo impianto concettuale viene preservato in questa direzione, probabilmente si può dare centralità alla persona. Dare centralità alla persona non è un tema che deve necessariamente essere legato ad un ragionamento umanocentrico, perché vedete ha anche la possibilità di esplodere in una versione tecnologica, perché quando parliamo di persona al centro e personalizzazione della cura parliamo anche di un'evoluzione e di impostazioni di terapie mediche e chirurgiche di precisione che vanno in una direzione, tant'è vero che oggi si parla spesso di medicina 5P, di una medicina che è partecipativa, che vede l'uomo accanto all'altro uomo, considerando la cura una primarietà esistenziale, per cui l'uomo deve essere accolto e trasferito e trasportato durante il suo bisogno di cura. E qua faccio un piccolo inciso, che uno dei grandi temi è quello di distinguere tra il bisogno di cura e la domanda di cura. In questa dinamica di reciprocità vanno chiariti benissimo quali devono essere i bisogni di cura, perché la domanda di cura è qualcosa che è un percepito della popolazione che non è sempre coerente con un sistema sanitario nazionale che può dare tutte le risposte. L'altro passaggio è quello che nel momento in cui noi mettiamo al centro la persona e costruiamo i percorsi di salute attraverso questi 5P, quindi con la precisione, con la personalizzazione, con la predittività, possiamo dare sempre in chiave umanistica, possiamo dare delle risposte veramente importanti. E poi si inserisce un tema grande e importante che è quello della interdisciplinarietà.
l'interdisciplinarietà è evidente che oggi deve caratterizzare il nuovo ecosistema sanitario all'interno degli ospedali, e prima sentivo parlare anche il professor Ricciardi, che oltre alle innovazioni tecnologiche che rappresentano sicuramente un'implementazione dei piani di cura, le diverse figure professionali che sono caratterizzate, oltre che da medici infermieri, prima era l'ecosistema di base, no? Medici, infermieri, operatori sanitari, adesso all'interno delle strutture una serie di figure tipo gli informatici, tipo i project manager, per ribaltare e rivedere i modelli di cura, i processi di cura. L'innovazione dei processi di cura diventa, secondo me, oggi la grande sfida che si deve attuare anche in considerazione della evoluzione e dell'impostazione tecnologica che ci sta raggiungendo. Allora entriamo nel vivo dei grandi problemi, perché uno dei grandi problemi che affrontiamo in città e anche all'interno degli ospedali è la resistenza agli antibiotici. Gli antibiotici sono il grande farmaco che ci ha permesso di smettere di aver paura della tubercolosi, della peste, della lebbra, di malattie terribili, però c'è un problema di resistenza di cui parliamo poco. Ne parliamo poco, ma è pericoloso. Perché ne parliamo poco? Perché è pericoloso? Ne parliamo poco in Italia, dove abbiamo il problema, diciamo, gravissimo, probabilmente il più importante in Europa, perché pensate che per infezioni correlate all'assistenza e antimicrobico resistenza l'Italia da sola fa il 30% di morti di tutta Europa. Però in Italia se ne parla pochissimo e non c'è consapevolezza di questo rischio, non c'è consapevolezza della capacità oltretutto di prevenirlo. Cioè, se noi abbiamo raddoppiato l'aspettativa di vita nel secolo scorso è sostanzialmente per 3 motivi principali nel secolo scorso. Il primo è l'acqua potabile e le fogne, diciamo, che hanno consentito di bere tranquillamente e di smaltire i liquami. Il secondo sono le vaccinazioni e il terzo sono gli antibiotici. Poi naturalmente si sono aggiunte tutte le innovazioni tecnologiche che hanno. Ora, se questi perni vengono meno, e quello dell'antimicrobico resistenza significa che gli antibiotici vengono meno, che cosa significa? Che è a rischio innanzitutto la vita di migliaia di persone ed è sostanzialmente a rischio anche l'aumento della vita e l'aspettativa di vita. A fronte invece di cose che noi possiamo fare, cioè io sto parlando di 11.000 morti l'anno in Italia, sui 28.000 di tutta Europa. Capite bene che a un certo punto nel 2017, io ero presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ci mandarono un'ispezione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Commissione Europea, ci mandò e disse: ma che sta succedendo in Italia? E ci chiamarono tutti al Ministero e disse: ma che state facendo per questo fenomeno? Vi rendete conto? Perché questo fenomeno in Scandinavia c'è, ma riguarda poche centinaia di persone. E sostanzialmente la risposta fu: non c'è senso dell'urgenza. Non c'è senso di responsabilità, non c'è senso e non c'è capacità, non c'è leadership su questo e ancora stiamo lì. Non c'è neanche un buon uso degli antibiotici. Non c'è neanche un buon uso degli antibiotici perché di fatto il primum movens sarebbe quello da parte dei professionisti di prescriverlo esclusivamente quando servono, quando c'è una dimostrazione di efficacia, quindi nelle malattie batteriche. Non c'è buon uso degli antibiotici da parte dei cittadini che molto spesso prendono gli antibiotici magari senza prescrizione medica, oppure adesso i farmacisti sono più rigorosi, però magari li prendono i cosiddetti leftover, cioè quelli che sono rimasti precedenti e non hanno capito che invece un ciclo antibiotico va fatto in maniera adeguata. Quindi tutti questi strumenti sono codificati, funzionano, c'è la possibilità di ridurre a priori le infezioni e poi di controllare le infezioni, ma da noi non viene fatto. Quindi il primo messaggio che portiamo a casa da stasera è assolutamente non dimentichiamoci di prendere gli antibiotici correttamente, prendendoli quando servono. Ovviamente qui il ruolo del medico è fondamentale, ma anche quello del cittadino che in qualche modo deve essere saggio. Una battuta da parte del chirurgo che il problema della resistenza agli antibiotici forse la vede in ospedale. Noi la vediamo, la tocchiamo con mano tutti i giorni, è la tematica principale. Se noi vogliamo ricordare che la chirurgia si è evoluta grazie proprio all'antibioticoterapia, per poi vedere che durante la Seconda Guerra Mondiale noi avevamo più morti perché gli antibiotici non facevano quell'effetto, cioè non c'erano gli antibiotici, c'erano più morti per le infezioni. Il problema diventa fondamentale
ma è anche importante spiegare alle persone, alla cittadinanza, che l'uso dell'antibiotico deve essere molto misurato, molto dosato, e soprattutto quando si fanno degli interventi chirurgici l'antibioticoterapia va somministrata in un paziente che è in buone condizioni di salute, va somministrata in profilassi, va fatta addirittura solo la profilassi e non va continuato se non esistono delle necessità. Questa è una delle azioni che noi dobbiamo e possiamo attuare in sala operatoria per preservare proprio il benessere dei nostri pazienti. Altre diciamo atteggiamenti che possiamo avere, quello di avere un'attenzione maniacale all'igiene in sala operatoria, a disinfettare bene i nostri campi operatori e soprattutto avere la possibilità di intercettare precocemente eventuali infezioni, perché oggi ci sono degli antibiotici e delle resistenze importantissime a degli antibiotici che caratterizzano le infezioni degli ospedali e quindi ecco qua, si sente, caratterizzano le infezioni degli ospedali come la Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, insomma ci sono tanti batteri e quindi secondo me dobbiamo andare in una direzione dove particolare attenzione deve essere fatta sulla prevenzione e sull'utilizzo eventualmente di alcune soluzioni, farmaci biologici oppure i fagi, per esempio adesso stanno tornando di grandissima attualità i fagi, che sono dei virus che mangiano i batteri e non mangiano, ecco, le cellule delle persone. Va bene, allora abbiamo un po' di problemi di tempo che mi sembra inesorabile, quindi faccio la moderatrice cattiva, vi devo chiedere di essere telegrafici, ma c'è l'altro grande problema di salute che è tipico dei paesi più benestanti e delle città, che è l'obesità. L'obesità ci preoccupa perché è fra l'altro una di quelle cause, delle cause di quel leggero ma costante stato di infiammazione che poi sottende a problemi cardiovascolari, diabete, malattie neurodegenerative, tutto ciò che ha a che fare con l'invecchiamento. Però adesso, professor Lenzi, c'è una nuova classe di farmaci che sta cambiando tutto o no? Allora, è stato detto molto bene. Come diceva prima il professor Ricciardi che ha parlato della pandemia Covid, questa è la pandemia di obesità, come raccontano molti giornali e molti diffusori di notizie. Sì, abbiamo la fortuna di aver notato questo simpatico effetto collaterale di una classe di farmaci che era stata messa a punto per il diabete, gli inibitori del GLP-1, che non sto a spiegare la cosa farmacologica, ma insomma sono farmaci che agiscono direttamente sul meccanismo della fame a livello cerebrale, tra le altre cose, oltre ad avere anche effetti protettivi poi sul rene e su aspetti cardiaci vascolari, e quindi hanno la possibilità appunto come effetto collaterale, come spesso è la serendipity, è la casualità che fa scoprire le cose più importanti, come la penicillina di Fleming che ci si citava prima, altrettanto questo farmaco casualmente è stato visto che faceva dimagrire i pazienti e confezionato e messo in maniera farmacologica adeguata sta diventando una delle panacee, o meglio l'idea della panacea per risolvere il problema obesità. Attenzione, come c'è scritto nella legge approvata ieri l'altro, che ha avuto la grande capacità da parte della politica di collaborare con la ricerca e con la scienza per poterla confezionare, l'obesità è una malattia cronica, ingravescente e recidivante. Cosa vuol dire questo? Cronica vuol dire che non si guarisce, cioè si può dimagrire, ma bisogna stare molto attenti perché il soggetto che è ingrassato una volta, quando dico ingrassato non il piccolo sovrappeso che ci infastidisce prima dell'estate per poterci mettere il costume, parlo dell'ingrassamento vero, quell'ingrassamento tende a ritornare, quindi bisogna stare estremamente attenti e che ogni volta che ritorna è ingravescente, cioè è peggiorativo, che è recidivante perché tende a ritornare. Quindi questo mette il soggetto obeso da un lato, e lo dico alla classe medica prevalentemente, che spesso e volentieri è molto leggera nell'affrontare l'obesità,
nell'ambito dei malati, cioè nell'ambito dei pazienti che vanno curati, seguiti con estrema attenzione e con estrema cura, riportati al peso forma e con estrema cura mantenuti al peso forma. Poi bisogna parlare a tutta la società, perché il famoso stigma che fa sì che Madonna, quello che vizio che ha di mangiare troppo ed è obeso, non esiste più, è un paradigma completamente sbagliato. Farmaci utili, ma da prendere sotto controllo perché hanno i loro effetti collaterali. Sono farmaci a tutti gli effetti. Il fatto che, ho detto prima, che si tratta di farmaci che sono stati messi a punto per una malattia che tutti quanti conosciamo, che forse conosciamo meglio, che forse ci spaventa di più, come il diabete, da un lato ci dice che sono farmaci molto seri e dall'altro ci dice che affrontare con quei farmaci l'obesità è una cosa molto molto seria, di estrema importanza. Ovviamente meglio il farmaco buono, ben utilizzato, insomma qualche cosa come prima diceva il professor Ricciardi e il collega che parlavano degli antibiotici. Insomma, nella stessa maniera questi farmaci vanno utilizzati con estrema attenzione, sotto controllo medico e con estrema cura, governati ed eventualmente ripetuti se serve. Non servono per far perdere 5-10 kg a chi potrebbe tranquillamente perderli semplicemente migliorando la propria alimentazione, ma servono per l'obesità. L'obiettivo è allungare il tempo di vita in salute, ma qual è l'intervento che allunga di più il tempo di vita in salute? C'è uno studio molto interessante, iniziato nel 1938 ad Harvard, quindi è uno studio che ha quasi 90 anni, si chiamava Harvard Study on Adult Development. Allora cosa fecero? Presero all'epoca qualcosa tipo 280 studenti di Harvard, che erano tutti giovani, ragazzi benestanti, solo maschi, perché all'epoca le ragazze non andavano all'università. Uno era Kennedy, il futuro presidente, ma non sappiamo chi partecipò allo studio perché i nomi verranno rivelati solo nel 2040. Però partirono da questi 260-268 ragazzi e poi cominciarono a coinvolgere anche le famiglie, persone provenienti da classi meno agiate, insomma un numero enorme di persone, e cercarono di capire nel corso dei decenni quali fossero le caratteristiche che portavano una vita lunga in salute. Più dei soldi, che pure contano, perché essere benestanti vuol dire prendersi cura della propria salute, avere una vita meno pericolosa, più della cultura, che pure conta, perché la cultura è quella che ti consente di capire cosa devi fare per star bene, più di qualsiasi cosa contava il grado di quella che potremmo chiamare soddisfazione affettiva, il fatto di essere circondati da persone da cui ci si sentiva amati, di avere delle relazioni personali soddisfacenti. Pensiamoci adesso che c'è l'intelligenza artificiale, insomma avere una vita sociale sana. E siccome l'invecchiamento è una cosa che avviene evidentemente nel tempo, chi era soddisfatto dal punto di vista emotivo a 50 anni era anche chi aveva più probabilità di arrivare a 80. Morale della favola: non bisogna solo, diciamo, avere i valori degli esami del sangue a posto, bisogna essere anche felici. Come si fa a garantire la felicità del paziente o almeno favorirla? Ma favorirla sicuramente c'è la relazione, no? La relazione è alla base di qualunque processo di umanizzazione, perché no? All'interno di un percorso che si può fare in sanità, ma anche benissimo al di fuori della sanità. Parlare di salute pubblica significa oggi parlare molto di relazione, lo dicono i filosofi, lo dice Recalcati, lo dicono veramente tutti quanti all'interno dei propri ragionamenti. E anche proprio riguardo a questi argomenti, anche Lancet Oncology ha scritto un bellissimo editoriale dove parlava di gentilezza e leadership, di come la gentilezza migliora le relazioni e i rapporti all'interno proprio dei gruppi, perché quando noi parliamo di umanizzazione delle cure parliamo anche di benessere organizzativo. Il benessere organizzativo sta all'interno delle strutture sanitarie, sta all'interno delle strutture dove si lavora, e stare bene in una buona qualità di vita per la relazione diventa veramente un fattore centrale ed importante.
È anche importante il buon rapporto fra le generazioni, solo che le generazioni ci devono essere. E un altro dei nostri grandi problemi è la crisi demografica. Ora, ci sono vari motivi per la denatalità, lo sappiamo, ci sono motivi semplicemente legati a scelte personali, ma ci sono anche motivi legati a problemi di infertilità. Io ho conosciuto il professor Lenzi moltissimi anni, no, l'altro ieri. Dai. Sì, mi sono confusa. L'altro ieri, quando facevamo un servizio per Super Quark, dedicato proprio alla possibili cure contro l'infertilità. La domanda è, professor Lenzi, anche da endocrinologo, una delle cose a cui dobbiamo fare più attenzione è la salute maschile, soprattutto nei ragazzi? Beh, non è che dobbiamo farci più attenzione, dobbiamo farci altrettanta attenzione quanto lo facciamo per le ragazze di pari età e di pari qualità di vita, appunto, e di pari attenzione nella prevenzione. L'aneddoto è sempre lo stesso, che era ai tempi poc'anzi di Super Quark. Tutte le mamme accompagnano la propria figlia dal ginecologo fra i 15 e i 18 anni, nessun papà e nessuno in famiglia porta il maschietto a farsi un controllo andrologico, o meglio, devo essere sincero, negli ultimi 10-15 anni un po' di sensibilità e un po' di attenzione in più c'è, ma molto spesso sono i ragazzi che prendono l'iniziativa, perché magari hanno letto qualcosa o hanno visto il nostro sito che abbiamo costituito con il Ministero della Salute, che si chiama Amico Andrologo, e che racconta come si può fare e si deve fare prevenzione di tutto quello che può capitare a un soggetto di sesso maschile crescendo da giovane, da bambino, dove dovrebbe essere il pediatra ovviamente a tenere d'occhio che tutto sia a posto, e che poi diventa adulto e che avrà tutte le necessità di conoscere, in primis, di conoscere il suo apparato genitale e quindi non avere paura di parlarne, non avere paura di avere un piccolo problema che tutti si possono risolvere se colti al momento giusto, per cui ci troviamo poi i 25enni, i 30enni che hanno ancora paure o sospetti o problematiche che non hanno mai avuto il coraggio di andare a raccontare. Tutto questo è fatto da una subcultura o da una antica cultura che definiva il maschio che doveva star bene per forza, non era mai ammalabile dall'ombelico alle ginocchia, diciamo così, tanto per identificare lo spazio fisico dell'apparati di cui stiamo parlando. E questo non è vero, esistono tutta una serie di piccole, piccolissime, quasi insignificanti patologie iniziali che, se curate in tempo, risolvono i problemi di fertilità futura, i problemi di sessualità nell'immediato, i problemi di capacità di affrontare anche una relazione in una coppia. Tutto questo molto spesso è tenuto nascosto e rappresenta uno dei grandi vulnus della nostra epoca sociale, perché finita l'epoca, visto che stiamo parlando anche di denatalità, ma anche di speranza di vita, finita l'epoca in cui, come il Sapiens che raccontavo prima, ci si cominciava a riprodurre a 15-16 anni e si tendeva ad avere una mortalità che non andava oltre i 30-35 anni, finita quell'epoca lì ci dobbiamo anche rendere conto che se la nostra sessualità non è libera come era quella dei nostri precedenti fino a 10.000 anni fa, ma è condizionata da una serie di regole sociali, dobbiamo anche corrispondere a un sistema che consenta da un lato di spiegare ai nostri giovani che devono riprodursi a un'età adeguata alla riproduzione, perché sì, può accadere che ci si riproduce anche a 40-50 anni, ma non è la regola. Quella è una regola sbagliata, dovrebbe essere proprio l'eccezione di cui quasi non si parla, di quello non si dovrebbe quasi parlare, non che ci si riproduca a 25 anni quando è l'età giusta per riprodursi. Questo però richiede, come abbiamo concertato anche col governo del tutto di recente, un intervento molto importante sul piano sociale, sul piano economico e sul piano del supporto alle gravidanze precoci, sia in termini economici
o meglio, no, ho detto precoce, ho sbagliato, le gravidanze e le riproduzioni all'età giusta, sia in termini economici sia in termini di servizi che possano garantire poi all'uomo, alla donna e soprattutto alla donna di avere le proprie libertà. Professor Ricciardi, lei ha definito la crisi demografica una bomba a orologeria. Sì, lo faccio vedere con una slide per far capire a tutti di che cosa parlo. La media della famiglia italiana... Abbiamo la slide? No, non l'ho portata. Non l'hai portata. Però ve la descrivo. La slide fa vedere la famiglia italiana media nel 1978, quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale, ed erano 2 figli, 2 genitori e 3 nonni. Okay? Oggi la famiglia italiana media è 1 figlio, 2 genitori, 4 nonni e 2 bisnonni. Allora, non c'è bisogno di essere degli economisti o dei demografi per capire che non è sostenibile, ma pure io, che seguo questo argomento da tanti anni, sono rimasto sconvolto dagli ultimi dati dell'Eurostat. A proposito, cioè che ci dice che l'Italia, che è stato il paese che è invecchiato di più e che ha fatto meno figli in un breve tempo, diciamo che sostanzialmente sono pochi decenni, nel 2100 avrà 22 milioni di abitanti. Cioè stiamo perdendo milioni e milioni di abitanti, il che significa che è insostenibile. Insomma. Anche dal punto di vista del sistema sanitario nazionale, perché una cosa è assistere una popolazione con un'età distribuita e una cosa è assistere una popolazione concentrata su una certa fascia d'età. Quella in realtà è già esplosa. La bomba orologeria demografica è nella quantità di persone che vivono in Italia. La bomba assistenziale è già esplosa perché tutti quelli che stanno sopra, cioè i genitori, ma soprattutto i nonni e i bisnonni, come dicevi tu, sono malati, cioè hanno problemi che in qualche modo richiedono prestazioni assistenziali. E se quelli sotto sono pochi, chi gliele dà queste prestazioni assistenziali? E noi lo stiamo già vedendo nella scarsità. Innanzitutto il problema numero 1 sono gli infermieri. Gli infermieri proprio non ci sono e non ci saranno sempre di più perché di fatto i ragazzi questo lavoro non lo vogliono fare, quindi sono pochi, non lo vogliono fare. Pensate che nelle università italiane, in certe università, solo 1 posto su 2 viene occupato, diciamo, dagli infermieri. Quindi il problema è chi l'assisterà a questa gente. È chiaro che molti paesi stanno cercando di reclutare infermieri dall'estero, ma anche gli altri paesi hanno lo stesso problema. Quindi per quanto riguarda i paesi ricchi siamo in competizione, ma soprattutto anche gli altri paesi hanno problemi assistenziali. Problema di mancanza di medici negli ospedali, telegrafico. Diciamo che questo è il problema, perché di fatto se noi osserviamo con una prospettiva un po' diversa, la denatalità porterà anche ad una mancanza di ossigeno per la ricerca, porterà anche ad un'assenza di medici per il futuro della sanità e anche un futuro per il nostro sistema che non è visibile, quindi voglio dire una grande crisi che poi si associa a tutti i problemi per la sanità che sono la cronicità delle patologie e la diseguaglianza tra territorio ed ospedale, che sempre più necessita il territorio di un'assistenza grazie al fatto che i pazienti aumentano e le persone hanno un'età avanzata e meno disponibilità da parte di giovani e anche la fuga dei giovani, perché dobbiamo considerare questo un paese che invecchia, non riesce neanche ad essere attrattivo e quindi si ha un problema sul problema. Però, professor Ricciardi, c'è la tecnologia e lei mi diceva che dal punto di vista delle professioni sanitarie ci sono delle parti del mondo in cui per esempio l'intelligenza artificiale viene già ampiamente impiegata, ce lo racconta? Sì, io faccio parte di un gruppo che da 3 anni, un gruppo finanziato dagli australiani, monitorizza e stimola diciamo, le applicazioni dell'intelligenza artificiale in sanità. E devo dire, ho cambiato completamente idea, ma non ve lo posso descrivere perché sono cose che si possono capire solo vedendole l'anno scorso in Canada, quando ho visto quello che fanno gli australiani, ma soprattutto gli indiani. Cioè gli indiani mi hanno veramente cambiato completamente. Sai, così dice, non ci sarà la sostituzione del medico, l'intelligenza artificiale non sostituirà mai il medico. No, voglio dire, lì l'hanno già sostituito, perché non avendo niente l'hanno già sostituito con l'intelligenza artificiale, tra l'altro con innovazioni tecnologiche straordinarie che persino su quello che sembrerebbe il punto forte del medico in carne ed ossa, cioè l'empatia, è superato. Cioè ci sono dei programmi di assistenza, per esempio alla sanità mentale, che dimostrano che l'intelligenza artificiale è molto più empatica del medico in carne ed ossa, che naturalmente quel giorno può avere la luna storta, può essere incavolato, è arrabbiato con il suo direttore.
Quindi quello che sta succedendo a livello mondiale, in particolar modo in Asia Pacifico, è impressionante. Io direi il futuro è già qui, solo che non è distribuito bene e in questo momento non l'Italia è sotto zero, ma proprio l'Europa che è indietro, perché l'intelligenza artificiale significa dati, cioè significa avere i dati, tutti i dati, poterli processare in maniera adeguata e restituire al cittadino in cambio dei suoi dati delle cose, delle indicazioni precise, dei servizi personalizzati. E l'Europa ha fatto per il momento questa scelta, è stata la prima a normare l'intelligenza artificiale proprio pochi mesi fa con l'AI Act. L'Italia è stato il primo paese a recepirlo, ma che cosa dice l'AI Act? Dice blocchiamo tutto, è il sistema a più alto rischio, stiamo attenti, non diamo i dati, preserviamoli e naturalmente mentre altri paesi vanno alla velocità della luce, questo significa rimanere nella preistoria. Professor Lenzi, come Presidente del CNR, come siamo messi da questo punto di vista della ricerca? Che possibilità di recupero abbiamo? Come spesso accade, e il professor Ricciardi lo sa molto bene, ha fatto delle descrizioni molto precise, sul piano applicativo sono molto più avanti degli altri. Sul piano della ricerca scientifica invece no. Sul piano della ricerca scientifica devo dire che siamo alla pari, se non addirittura meglio, perché i nostri ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono cercati in tutto il mondo proprio su temi di intelligenza artificiale. Proprio questo mese, fra qualche settimana, siamo in Canada perché forse immeritatamente, non essendo certo un grande esperto di intelligenza artificiale, copresiedo con la mia omologa canadese il progetto bilaterale Italia-Canada su questo tema e mi hanno chiesto di portare da loro i nostri esperti di intelligenza artificiale, perché li conosco personalmente e per i congressi, dal punto di vista scientifico, per i lavori pubblicati e per le cose fatte, e ritengono che questa partnership possa dargli grandi vantaggi. Poi purtroppo, come prima continuo a fare quell'esempio perché è sotto gli occhi di tutti, abbiamo parlato della pandemia Covid, noi, come sa bene Walter e il professor Ricciardi, avevamo tutti i know-how per fare il vaccino mRNA in Italia, mancavamo della possibilità di metterlo nelle fiale, di metterlo nelle siringhe e di poterlo produrre e distribuire. Stesso discorso per l'intelligenza artificiale. Noi, come ha detto appunto lui, ci troviamo di fronte a una normativa e una legislazione frenante da un lato e dall'altro di componenti industriali, componenti applicative che tendono a ritardare e a vedere cosa fanno gli altri sostanzialmente, un po' come quando si gioca a carte e si aspetta di vedere cosa fa l'altro avversario. E insomma questo non va bene, perché in questi casi chi corre davanti che fa la lepre, diciamo, è quello che vince la gara applicativa. Cioè scienza di base fortissima, scienza applicata un po' più in difficoltà, in affanno. Ecco, questa è una caratteristica tipica dell'Italia. Noi siamo sempre quelli che sviluppano grandi idee di base, magari certe volte le portano anche un po' avanti, ma poi a un certo punto, quando si tratta veramente di trarne benefici, ci ritiriamo. Io vi ricordo che, se non sbaglio, negli anni 60 il Pentagono usava computer italiani ed erano computer Olivetti. Poi decidemmo che questa cosa del computer non ci interessava tanto, meglio le auto a benzina, e la lasciammo a chi se ne voleva occupare. Sindrome di Meucci, esattamente. Però per poter andare avanti ci vogliono anche, come dicevamo prima, la collaborazione dei cittadini. Nell'ultimo libro di Harari, Nexus, c'è una considerazione che mi ha colpita, che è questa. Lui dice: una democrazia funziona se gli elettori eleggono i loro rappresentanti, i quali decidono basandosi su dati che vengono dagli esperti. Se non ci sono gli esperti, se i decisori eletti prendono decisioni senza basarsi su informazioni, diciamo, fondate, allora la democrazia non funziona. Quindi, professor Lenzi, il problema diventa: come si fa a decidere chi sono gli esperti?
Sì, da un lato sì, però devo anche dire che chi fa come i tre presenti qui, i professori universitari, un po' di conoscenza di come si fa, lo sappiamo. Il problema è come si fa a convincere la politica che l'esperto affiancato al politico è una grande risorsa. I grandi politici peraltro lo dicevano, cito uno per tutti Einaudi che diceva conoscere per governare, quindi fatemi sapere i numeri, io sono più bravo a governare, in sostanza, fatemi sapere i dati freddi, io sono più bravo a governare. Un'altra battuta, la norma prodotta ieri l'altro dal Parlamento che parlava, che ha portato alla prima legge al mondo sull'obesità, nasce dalla collaborazione fra esperti politici. Bisognerà vederne l'applicazione, ma ancora un altro esempio, le nostre capacità di poi metterci una pezza, per dirlo in maniera non molto scientifica, alle guai che erano cominciati a capitare all'inizio della pandemia Covid, ci ha consentito di limitare moltissimi danni successivi. Quindi quando la politica ascolta la ricerca le cose vanno decisamente bene. Quando la politica ascolta gli esperti le cose vanno decisamente meglio. Ecco, però ciò su cui la volevo portare è ci vuole un interlocutore riconosciuto. C'è un futuro, un posto per il CNR in questo ruolo, sì, dal suo punto di vista? Assolutamente, il CNR è il garante della ricerca scientifica nazionale. Quindi vi annuncio questa cosa, o meglio, fatemi dire chiaramente, 50 anni fa, 55 anni fa, quando ho cominciato a studiare medicina e quando mi sono laureato una cinquantina d'anni fa, il CNR era il nostro faro. Era il posto dove si faceva ricerca, dove si trovavano nella biblioteca tutti i lavori scientifici, dove si poteva andare a discutere, che ha fatto i primi progetti finalizzati che hanno lanciato l'Italia del dopoguerra e dell'Italia del nuovo secolo verso una ricerca scientifica di grande livello. Ritornandoci ho trovato la stessa qualità, assolutamente la stessa qualità, ritornandoci adesso da Presidente, con un unico problema, che ha opacizzato un po' la parte comunicazione e la parte immagine di questo straordinario ente scientifico. Quindi è chiaro che non è l'unico, è chiaro che ci sono enti scientifici e cosiddetti controllati dai vari ministeri, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Superiore di Sanità che ha presieduto il Padre Ricciardi e tanti altri che hanno altre specificità, appunto, uno sulla fisica nucleare, l'altro sulla sanità. Il CNR è multidisciplinare, quindi raggruppa tutti quanti. È chiaro che assieme agli altri enti di ricerca e assieme alle ricerche dell'Università Italiana abbiamo una potenzialità, e d'altra parte tutti lo dicono, di sviluppo della ricerca scientifica straordinario. Con i pochi soldi che mettiamo in ricerca riusciamo ad ottenere risultati straordinari e la nostra ricerca è top di gamma in tantissimi campi. Dobbiamo convincere appunto il popolo, prima la cosiddetta società civile, come si dice, e il sistema paese, che la ricerca è fondamentale per star meglio. L'innovazione non è un hobby, è una necessità, e questo ovviamente convincerà i politici a cominciare a parlarne e a darci più retta, perché i politici purtroppo ascoltano quello che dice il cittadino. Queste riunioni come queste sono fondamentali anche per questo. Servono riferimenti, serve anche comunicazione, se non ho sentito male. Questa è una palla bellissima che potrei tenere in mano per ore, però non voglio hai capito benissimo, serve comunicazione della ricerca, quello che fai tu. Benissimo, quello che facciamo in tanti. Però ritorniamo al tema della tecnologia, no? Abbiamo sentito dire le macchine sono addirittura più efficaci, risultano addirittura più efficaci negli esseri umani sul tema dell'empatia in certe parti del mondo dove purtroppo non ci sono abbastanza medici per prendersi cura di tutti come sarebbe necessario. Però se deleghiamo alle macchine parte della cura, addirittura parte dell'empatia, questo è in contraddizione con invece il bisogno di una medicina più empatica proprio da parte dei medici, una maggiore cura del paziente, oppure le due cose in qualche modo possono stare insieme?
Guarda, con me sfondi una porta aperta su questo tipo di ragionamento, perché mi sono confrontato anche con Paolo Benanti recentemente su questo argomento e lui sostiene, io sono d'accordo, che l'efficacia e l'efficienza di certi sistemi tecnologici non possono avere l'unica metrica che deve essere il progresso, cioè dobbiamo tenere in considerazione quella che lui definisce poi algoretica, che è una, Questo diciamo, più che il progresso è il risparmio. il risparmio, sì, mi pare. una dimensione dialettica che però rende bene l'idea, per il fatto che l'algoritmo fuso in una determinata maniera e umanizzato può dare delle risposte. Sicuramente l'intelligenza artificiale può essere per il medico un carrier, un driver per implementare i processi di cura che vanno gestiti e governati dall'umano. Noi abbiamo fatto questo libretto del nostro team di ricerca, Quando la tecnologia incontra l'umano, la chirurgia tra ricerca e realtà, proprio perché vogliamo porre l'attenzione e il tema, il focus su questo argomento che secondo me ha un grandissimo potenziale di applicazioni, però voglio dire, centrare la dimensione della medicina soltanto a piegarsi ad una logica tecnocratica, secondo me non va proprio così bene. Ecco, dobbiamo andare in una dimensione umana della relazione, perché poi, se vogliamo, la medicina si svolgerà. L'altro giorno ho assistito alla presentazione dell'ospedale Cuore di Massimo Massetti. Avete visto che ha presentato una fusione armonica tra l'umano e il tecnologico, sempre con la centralità della persona. Anche la società 5.0 proposta da Fukuyama la definisce una società super smart, super intelligente, che mette una società umanocentrica, anche se governata da alcuni aspetti di tecnologia e intelligenza artificiale integrata. Ecco. Che è concepibile se ci sono i medici e il personale sanitario, ma abbiamo detto che rischiamo di averne troppo pochi. Di averne troppo pochi sicuramente, ma come diceva il professor Ricciardi, la possibilità di avere un'implementazione sui modelli organizzativi può creare, con quel risparmio di parti burocratiche, per esempio, un efficientamento del sistema proprio garantito dall'uomo, perché risparmiamo su una certa dimensione. Un problema però sull'intelligenza artificiale, noi abbiamo il nostro rettore che è informatico, che lo saluto, è il suo secondo giorno da magnifico, e voglio dire è anche tutta la tutela della privacy dei dati, che sta creando anche dei grossi blocchi, almeno in Italia. Noi l'abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo anche noi nel nostro piccolo, che è una problematica che va analizzata. Io non so cosa ne pensa il professor Ricciardi su questo argomento. Secondo me il modello ottimale è quello australiano, cioè l'Australia, tutto al mondo parte nel 2016, quando c'è un guru straordinario che si trasferisce dal Regno Unito in Australia e diventa il fondatore dell'agenzia digitale australiana, che però da democratico, diciamo, sostanzialmente cerca di raggiungere questo processo democraticamente, quindi mette in moto un processo di innovazione tecnologica, ma con grande attenzione alla comunicazione. Fanno 2 anni di campagne televisive, di spiegazione ai cittadini dei vantaggi che avranno se i dati, pur rimanendo di loro proprietà, vengono dati allo Stato. E oggi il 96% degli australiani è il proprietario dei dati, però dal 2016 li ha consegnati allo Stato e lo Stato ne fa il miglior uso per i loro vantaggi. E non vi dico quello che è successo sotto questo punto di vista durante la pandemia, cioè l'Australia ha fatto benissimo perché aveva praticamente una digitalizzazione che lo Stato centrale, quello è un governo federale, aveva garantito a tutti gli stati indipendentemente dal loro livello di sviluppo. Quello è il livello di sviluppo a cui noi dovremmo arrivare, però l'Europa invece non lo fa, cioè l'ha dichiarato, però non lo fa. Come ha detto giustamente il professor Lenzi, abbiamo i ricercatori, abbiamo le esigenze, ma non andiamo avanti sull'operatività. E nel frattempo, lo dicevo prima la dottoressa Galavotti, quello che stanno facendo gli indiani è sviluppare intelligenza artificiale non soltanto con i linguaggi generici, ma con i linguaggi medici. Cioè Google e gli indiani stanno sviluppando delle metriche specifiche per cui hanno già codificato il 95% delle patologie con 13.000 linee guida che a quel punto la macchina fa e aiuta il medico, diciamo, sostanzialmente a sostenere. Sembra fantascienza, ma in realtà è già così. Per cui se noi seguiamo il modello australiano, ma veramente nei fatti, potremmo rapidamente recuperare.
Torniamo dal punto in cui siamo partiti. C'è questa, due cose diciamo che ci danno molto fastidio. Uno, questa aspettativa di vita in salute che si ferma a 60 anni. L'altra cosa è che tecnicamente, per una definizione che direi abbastanza obsoleta, la vecchiaia inizia a 65 anni burocraticamente, quando le persone che stanno bene stanno benissimo, sono nel pieno della loro attività. Allora, è tutto un problema di prevenzione, stili di vita, lotta alle malattie non trasmissibili. Qual è la chiave? Chiedo un intervento a sorpresa al professor Brusaferro, che è qui con noi. Vorrei un piccolo commento. Il professor Brusaferro lo conoscete tutti, io lo presento come già direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Non so se preferisce essere presentato in un altro modo. Il commento. Grazie, un po' sorpresa. Vabbè. Stavo ascoltando con grande attenzione, credo tutto quello che è stato molto bello, molto interessante, molto presente. Credo che possiamo aggiungere vorrei aggiungere una cosa. Abbiamo molti dati. Per dare l'idea, questa città, Udine, fa parte della rete città sane dal 1995. Avete molti dati ma non ne avete abbastanza? No, ci sono differenze, ma in questi casi ci sono molti dati, segnati da molti anni. La realtà è che poi in realtà questi dati è molto difficile da utilizzare. C'è un tema grossissimo. Quando si parla dell'accesso ai dati, abbiamo citato le facoltà anche di informare il nostro rettore, in realtà noi abbiamo anche dei progetti, poi siamo un po' bloccati, onestamente, questo bisogna dirlo. Abbiamo un sistema che non ci favorisce da questo punto di vista. Detto questo, però, io credo che giornate come oggi sono estremamente importanti, perché in realtà la salute noi la possiamo progettare progettando le nostre città, progettando i nostri stili di vita, parlando di socialità, costruendo luoghi dove le persone si possono incontrare tra generazioni e dove si può fare quella prevenzione che lei citava, facendo le piste ciclabili, facendo i percorsi pedonali per andare a scuola, costruendo meccanismi di supplementazione delle alimentazioni. Pensiamo ai ragazzini che lei conosce bene, hanno problemi di nutrizione estremamente importanti e i dati dell'Istituto Superiore di Sanità ce lo dicono. Quindi io da una parte sono in qualche modo preoccupato, dall'altra però vedo anche grandissime potenzialità. Mi piacerebbe in qualche modo in questo momento guardare le potenzialità e credo che viviamo in una parte, in questo caso siamo a Udine, io sono cittadino udinese, orgogliosamente anche friulano, penso che noi qui abbiamo la possibilità di farlo, se in qualche modo anche a livello generale ci liberano un po' di briglie, ecco, tra virgolette, e ci danno anche un po' di risorse, scusi se detto in maniera particolarmente diretta rispetto alla ricerca. Qui c'è anche il professor Lenzi, con cui, insomma, da cui ci conosciamo molto, no, sì. E spero appunto il CNR peraltro ha anche una sua rappresentanza presso la nostra università che abbiamo inaugurato alcuni anni fa con il professor Pinton. Ecco, partendo anche da lì io credo che qualche progetto, quindi molto praticamente per rendere operativo quello che lei mostrava come dati e magari tra un anno o due tornare e mostrare qualche dato in cui abbiamo modificato qualche curva e magari qualche algoritmo di quelli che Walter citava, che l'amico Walter citava, poteva essere magari applicato. Questo sarebbe un bellissimo sogno. Grazie anche di avermi lanciato l'evento di domani, Metropoli, Città e Paesi, che sarà alle 12 a Palazzo Giacomelli, in cui parleremo proprio di questo costruire le città per il benessere delle persone che le abitano, ce lo dobbiamo un po' inventare, perché noi abbiamo cambiato tutto, abbiamo dei modelli urbani a cui siamo molto affezionati, ma non sono diciamo, costruiti sulle esigenze dei cittadini di oggi, quindi abbiamo bisogno di qualche nuova idea e domani parleremo di questo. C'è tempo forse per una domanda da parte del pubblico, se qualcuno vuole? Prego, arriva il microfono. Ho capito bene, ha detto che la vecchiaia inizia a 65 anni. Ho capito male? Per convenzione. Per convenzione. No? È corretto, no? Per convenzione sì. Sì, anche se stanno cambiando i termini, perché di fatto oggi non è di buon gusto, il 65enne viene chiamato come un giovane anziano, diciamo, sostanzialmente. I geriatri stanno spostando pian piano, diciamo, ti prego, soglia. Di che sono 75, Walter, ti prego, Insomma, così sono ancora io. C'è una classificazione che tiene conto dell'evoluzione, insomma, però quello tradizionalmente, quando Bismarck fece la legge
la prima legge sull'assicurazione sociale fissò 65 anni e quello è rimasto stabile. Ma a 65 anni allora non ci arrivava praticamente nessuno, insomma era un'età mitica, oggi è diverso, però convenzionalmente è ancora quello. Possiamo fare da stasera la carta di Udine e spostarlo qualche Grazie. decennio più in là, direi. Tenete presente che in alcuni paesi, voglio dire, parlavo con alcuni, vanno ancora in pensione a 61 anni, 62 anni. Adesso i francesi stanno protestando perché gli vogliono aumentare di 1 anno, 2 anni la pensione e sono scesi in piazza. Quindi tenete presente che convenzionalmente, addirittura in certi paesi, l'età del pensionamento è ancora inferiore. E questo ci dice qualcosa sulla bomba a orologeria demografica. Bene, allora io direi che possiamo concludere la serata. Vi ringrazio moltissimo di essere stati con noi, ringrazio i nostri ospiti, innanzitutto il professor Lenzi che è riuscito a collegarsi, grazie professor Grazie a tutti. Ricciardi, grazie professor Robioni. Grazie ai magnifici rettori che soprattutto hanno reso possibile il festival e grazie a voi soprattutto di essere stati qui stasera. Grazie ancora.